Genitore. Migliaia sfilano a Venezia per dire no alle grandi navi dopo il disastro sfiorato sul canale della Giudecca. Eccezionalmente il prefetto apre Piazza San Marco ai manifestanti. Fuori le navi dalla laguna, rispetto per la città, tutte le voci di una protesta eterogenea che riunisce realtà diverse unite dalla richiesta di salvaguardare Venezia. Circa 9.500 i turisti a bordo di due grandi navi da crociera dirette a Venezia sono stati dirottati eccezionalmente al porto di Trieste in occasione della manifestazione. Un sedicenne è stato arrestato dalla polizia e accusato di essere tra i membri della Baby Gang che aveva condotto una violenta aggressione a Venezia a metà gennaio. Tragico incidente stradale poco dopo le 7 di stamane sulla Iesolana tra Portegrandi e Caposile, a perdere la vita un motociclista di 31 anni. Arrestato a Villanova di Campo San Piero un gelataio di Pianiga che nel laboratorio nascondeva 13 barattoli di marijuana. Sport calcio, domani al Penzo la sfida decisiva per il Venezia che si gioca la permanenza in Serie B con la Salernitana, si riparte dalla sconfitta per 2-1 dell'andata e senza gli Ultras in protesta contro la Lega B. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano anche in questa edizione la grande manifestazione di protesta in corso a Venezia contro il passaggio delle grandi navi in laguna dopo il disastro sfiorato domenica scorsa alla Giudecca. L'abbiamo sentito nel collegamento nel telegiornale del Veneto. Eccezionalmente il prefetto ha fatto arrivare il corteo sino a Piazza San Marco e quindi colleghiamoci subito con Piazza San Marco dove ci sono i nostri inviati Ilaria Marchiori e Cristian Roque Aliende. Buonasera Ilaria. Buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori, eccoci qui, ci troviamo in Piazza San Marco dove da circa un'ora i manifestanti, gli 8.000 manifestanti, perché questo è il dato che ci è stato fornito da poco dalla Polizia Municipale, dal comandante Agostino, sono riusciti ad arrivare qui. Perché dico che sono riusciti? Perché fino a poco prima in realtà c'era il divieto, dopo che si era riunito ieri il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza era stato confermato il divieto, anche se in realtà i leader dei Non-Av, Tommaso Cacciari e gli altri gruppi avevano detto che in Piazza San Marco ci sarebbero arrivati a qualsiasi costo. Bene, sono stati evitati i tafferugli perché alla fine, all'ultimo momento, è arrivato il permesso di poter arrivare qui in Piazza San Marco. Ecco, scusateci, però non tutti si rendono conto che in questo momento siamo in diretta e quindi proprio perché siamo in diretta magari le persone ci passano davanti. Allora, dicevamo circa 8.000 manifestanti, tantissimi cittadini veneziani, tantissimi comitati cittadini che da sempre si battono per dire no alle navi in laguna, per dire fuori le navi della laguna, e tra di loro chi c'è? C'è Matteo Secchi di Venezia.com. Venezia.com da sempre si batte per la salvaguardia della città. Benvenuto Matteo. Ciao Ilaria, ciao a tutti, siamo qui in Piazza San Marco. Siamo tantissimi, sinceramente dopo tanti anni di manifestazioni per qualsiasi cosa non ho mai visto tanta gente così per una manifestazione e facciamo davvero paura. Matteo, questo è un segnale forte che insomma non arriva solamente dai tanti cittadini, perché poi comunque ci sono anche rappresentanti del mondo politico, ma arriva anche proprio dalle istituzioni veneziane. Beh, diciamo che credo che la partecipazione sia abbastanza stata spinta sull'onda dell'emozione per il fatto che è avvenuto l'altro giorno con l'incidente della grande nave, e quindi adesso ci troviamo in una situazione che dopo tanti anni bisogna prendere delle decisioni finalmente, purtroppo non ragionate con gli anni, ma bisogna prendere molto velocemente.
Questa volta non si può più far finta di niente, il governo deve agire subito, il ministro Toninelli deve farlo subito. Sì, adesso non si può più aspettare, avevamo 8 anni per poter arrivare ad una decisione, però si è preferito purtroppo rimandare la soluzione di questo problema e quindi adesso ci troviamo appunto che dobbiamo decidere in fretta, sono tutti mobilitati, governo, istituzioni, regione, comune e cittadini. Ecco Matteo, diciamolo chiaramente, Venezia.com si batte per la salvaguardia della città da tempi non sospetti. Sì, noi siamo attivi dal 2007, ci siamo curati di tantissime cose, delle navi non ci siamo mai curati molto direttamente, però abbiamo sempre seguito le direttive del Comitato No Grandi Navi, abbiamo fondato un gruppo su Facebook 2 anni prima del Comitato No Grandi Navi, fuori le maxi navi dal bacino di San Marco e insomma abbiamo sempre fatto il nostro, nel nostro piccolo naturalmente. Ecco, voi l'avete fatto tante volte, l'abbiamo fatto anche tante volte nel corso di questa settimana, insomma da domenica, da quando si è verificato questo incidente, ma vogliamo provare a fare l'ennesimo appello al governo, al ministro Toninelli perché si decida subito il da farsi? Sì, non c'è più tempo, bisogna decidere molto velocemente perché è un problema che è stato rimandato troppo e va risolto perché non possiamo più vivere con queste navi che creano i problemi che tutti noi sappiamo, il problema potenziale di incidente, anzi che non è più potenziale perché da una settimana è reale. E poi abbiamo i problemi ambientali perché ci stanno ammazzando di fumi. Venezia è la terza città più inquinata d'Italia e poi c'è il problema dei sedimenti che vengono sollevati dalle eliche delle navi, insomma è tutta delle problematiche che non possono più essere rimandate. Ringraziamo Matteo Secchi di Venezia.com, come sentite si sta continuando a manifestare, alle mie spalle vedete i tantissimi cittadini che sono ancora qui in piazza San Marco, rimarranno ancora per un po' per dire a gran voce, lanciare a gran voce questo messaggio: fuori le navi dalla laguna. Se non ci sono altre domande dallo studio io vi lascio le interviste che abbiamo raccolto nel corso della giornata dalla partenza del corteo, lo ricordiamo partito alle 16 dalle Zattere per tutte le testimonianze e tutte le voci della città per dire no alle grandi navi. Queste navi non solo inquinano troppo, non solo spostano troppa sedime dai fondali, non solo impattano troppo sulla struttura costruita della città, ma anche che non sono sicure, che non sono in grado di essere controllate in caso di avaria, e l'avaria succede. Quindi queste navi non si può continuare a giocare alla roulette russa con la nostra città, con le nostre case, con le nostre vite. Queste navi devono essere allontanate dalla laguna subito. Bettina, oggi qui per dire no alle grandi navi, intanto un no è arrivato dal ministro Toninelli per quanto riguarda Marghera, lei come commenta? È un no ragionevole perché i progetti che abbiamo adesso implicherebbero comunque scavare i canali, quindi devastare ancora più la laguna, far transitare le navi a fianco di rive dove lavora la gente, con impianti pericolosi, con cicli produttivi delicati e sottraendo spazio alla possibilità di sviluppare l'industria invece che portare anche a Porto Marghera la monocultura turistica, quindi è un no ragionevole quello dato a Porto Marghera. Avremmo piacere che le decisioni progettuali sulle cose che riguardano il nostro territorio fossero prese da gente del nostro territorio. Per 1100 anni la Repubblica di Venezia e i nostri padri hanno retto bene la laguna, da un po' di tempo viene retta da Roma ed è un problema ogni giorno, l'ultimo l'abbiamo visto la settimana scorsa. Quindi no grandi navi, con giudizio, salvaguardando gli interessi del territorio in generale, però la cosa non può essere fatta da uno che non conosce neanche la geografia del posto.
Ed intanto, dopo l'incidente di domenica scorsa in Canale della Giudecca, 2 grandi navi sono state dirottate su Trieste. Vediamo quindi il servizio che ci arriva dalla nostra redazione Giuliana. Dopo l'incidente tra il battello e la nave da crociera a Venezia, che ha poi dato seguito al commento del sindaco Roberto Di Piazza di far approdare più mezzi a Trieste, eccola qui la prima delle navi da crociera delle 2 attese al nostro scalo, motivo per cui è stata interdetta l'area dedicata ai parcheggi sulle rive, oltre che quella del Pedocin. Le navi in questione sono la Costa Luminosa e la MSC Musica. La prima ha sbarcato a Trieste 1900 passeggeri per imbarcarne 2080, mentre la seconda ne ha scaricati 2300, imbarcandone altrettanti. Alle 19 la ripartenza da Trieste. Si rinfocola quindi una sorta di rivalità tra il capoluogo giuliano e quello veneto sulla gestione dei vari traffici, questa volta delle crociere. Il problema Venezia è sentito e non è la prima volta che Venezia e Trieste si scambiano i ruoli, vuoi per problemi della Bora qui da noi, vuoi per i blocchi causati dalle grandi navi nei canali veneziani. Insomma, le 2 città come rivali appunto, ma anche alleati, poiché ognuno può sopperire ai problemi e alle mancanze dell'altro. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla manifestazione di oggi, agli effetti sull'economia veneziana appunto derivanti dal passaggio delle grandi navi da crociera. Facciamo ora una piccola digressione fuori provincia, perché c'è stato un gravissimo fatto di cronaca nel Vicentino, un omicidio nel tardo pomeriggio di oggi a Monte Galdella, siamo sui Colli Iberici, in via Vespucci. Una donna di 43 anni è stata uccisa con una coltellata, mentre 2 uomini sono stati portati all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove sono ricoverati in gravi condizioni. Uno dei 2 avrebbe colpito la donna con un coltello da sub. Dalle prime informazioni pare si tratti dell'ex compagno della donna. Naturalmente vi aggiorneremo su questo grave fatto di cronaca nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Torniamo ora nel veneziano per tornare ancora una volta a parlare delle baby gang che hanno imperversato nelle scorse settimane sia in centro storico e in terraferma, perché c'è stato un altro arresto. Si tratta di un ragazzo di 16 anni. Sentiamo. Nuovo arresto di un giovane accusato di essere un componente delle baby gang a Venezia. Salgono così a 12 i provvedimenti eseguiti dalle forze dell'ordine tra Laguna e Terraferma e le indagini proseguono. L'ultimo fermato ha appena 16 anni ma già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. È stato rintracciato dalla polizia nella casa della fidanzata alla Giudecca e rinchiuso nel carcere Santa Bona di Treviso. A casa sua era stato tra l'altro ritrovato un giubbotto rubato durante un violento pestaggio avvenuto a Venezia il 19 gennaio. In quell'occasione si era consumata una delle aggressioni più brutali nella già impressionante escalation di aggressività delle baby gang veneziane e mestrine. Secondo l'accusa, l'arrestato, in gruppo con altri giovani armati di bottiglie e coltelli, aveva aggredito 4 ragazzi a dorso duro, sferrando calci e pugni. Una delle vittime era stata addirittura colpita con un tirapugni, riportando lesioni multiple alle ossa facciali e una prognosi di 30 giorni. Il giovane, oltre ad essere stato picchiato brutalmente, era stato derubato del giubbotto e di alcuni effetti personali che si trovavano nelle tasche. Con una decina di arresti e una ventina di indagati, le forze dell'ordine hanno ricostruito e smantellato 3 diversi gruppi che avevano colpito a Venezia, Mestre e Marghera, fenomeni oramai criminali che senza un'adeguata attività di prevenzione si stavano trasformando anche in pericolosi fenomeni sociali. Ed ancora cronaca, un motociclista di 31 anni è morto questa mattina lungo la Jesolana. Sentiamo. Lo scontro frontale tra l'automobile e la moto è avvenuto poco dopo le 7 di mattina. A perdere la vita il motociclista, un uomo di 31 anni. L'impatto lo ha sbalzato dalla sella facendolo cadere nel fossato che costeggia la strada jesolana tra Portegrandi e Caposile. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata sul posto, ha approntato con delle funi una discesa per poter raggiungere assieme al personale sanitario il motociclista, finito nell'erba alta a 5 metri sotto il piano stradale.
Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM 118 ha dovuto constatare la morte del giovane. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri di San Donà di Piave. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al volante dell'automobile un 71enne di Casier, in provincia di Treviso, uscito illeso dallo scontro. Durante le prime operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, tra poco con altra cronaca dal veneziano. Rieccoci in diretta, ancora cronaca, gelataio di Pianiga arrestato nel Padovano, sentiamo perché. Il suo era senz'altro un laboratorio artigianale con produzioni diversificate. Tra vaschette di gelato e gelatiere era ben avviata anche un'altra produzione parallela, quella di marijuana. Questo è quello che hanno scoperto i carabinieri di Padova all'interno della gelateria Cono Gelato di Villanova di Campo San Piero. Nel laboratorio artigianale per la produzione dei gelati, sigillate in 13 barattoli, c'era della marijuana, in totale un etto abbondante. I militari hanno trovato anche una piccola serra per la coltivazione della canapa con tanto di lampada alogena. Immediatamente per il 39enne gestore della gelateria residente a Pianiga è scattato l'arresto. Sequestrata la droga, un altro etto di stupefacente è stato ritrovato nell'abitazione dell'uomo nel veneziano. Domenica elettorale a Spinea e Noale, impegnate domani nei turni di ballottaggio per le amministrative. Urne aperte domenica in 2 comuni della città metropolitana di Venezia impegnati nei turni di ballottaggi. I ballottaggi si svolgeranno a Spinea e a Noale, centri con più di 15.000 abitanti, dove durante il primo turno del 26 maggio nessuno dei candidati sindaco aveva raggiunto il 50% più 1 dei consensi. Spinea ha quasi 28.000 abitanti, Noale 16.000. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Hanno diritto al voto per il ballottaggio gli stessi elettori iscritti nelle liste elettorali del 26 maggio, anche se nel frattempo hanno cambiato la residenza. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Il voto si esprime con un segno sul rettangolo nel quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto. Non si deve esprimere nessuna ulteriore preferenza, né per i candidati a consigliere comunale né per le liste che sostengono il sindaco. La raccomandazione è di verificare che la propria tessera elettorale sia ancora utilizzabile. Non abbia cioè esaurito tutti i 18 spazi destinati al timbro del seggio che attesta l'avvenuta espressione del voto. In caso contrario si può richiedere il rinnovo all'ufficio elettorale che sia a Spinea che a Noale rimarrà aperto con lo stesso orario di apertura dei seggi. E siamo ora alla pagina dello sport, basket, l'Umana Reyer espugna Cremona e si prepara alla finale scudetto contro Sassari. Credo che onestamente abbiamo giocato forse la miglior partita della stagione nel momento più difficile. Questo la dice lunga sulla solidità di questo gruppo, soprattutto di questi giocatori che ringrazio perché si stanno facendo delle scelte abbastanza forti, abbiamo trovato un'unità di gruppo clamorosa. L'Umana Reyer ha dato ancora una volta prova di grande solidità, battendo Cremona 69-79 e conquistando la finale scudetto contro Sassari. È stata una partita controllata, soprattutto con grande attenzione e solidità difensiva, perché credo che abbiamo fatto una partita difensiva di altissimo livello, stando molto attenti alle caratteristiche, l'attacco è venuto di conseguenza, trovando spaziature importanti, con lucidità sempre per mettere la palla dove volevamo. È venuta fuori una partita in controllo nel momento più difficile. Ora attenzione e concentrazione saranno sulla finale, la seconda che i ragazzi di coach De Raffaele conquistano in 3 anni. Adesso affronteremo questa finale con mio amico Gianmarco, al quale vanno i complimenti, sono contento di farglieli di persona, avevo aspettato a mandargli un messaggio, anche se però non bacerò nessuno, sarà penso una bella finale. E niente, stasera ce la godiamo perché, ripeto, credo che sia un risultato clamoroso questo di essere arrivati in finale scudetto in questi 3 anni, veramente bello, sono contento, sono veramente felice proprio nel senso pieno della parola. Ed ora il calcio, domani al Penso sfida decisiva per il Venezia che si gioca la permanenza in Serie B con la Salernitana. Avessimo giocato con quella personalità in situazioni assolutamente più semplici di quella di Salerno, non saremmo oggi qui nonostante i 23 ricorsi alle varie cose,
a farci play out, insomma, a disputare i play out, quindi mi ha fatto anche un pochino arrabbiare perché hanno tirato fuori una qualità che gli chiedevo da troppo tempo e pensavo che non potessero esprimere. Domani ce ne vorrà ancora di più. Il Venezia riparte da quanto di buono dimostrato nella partita d'andata dei play-out. Nonostante la sconfitta per 2-1, a Salerno non sono mancati segnali incoraggianti ed ora, nella sfida da dentro o fuori al Penzo, occorreranno sia testa che cuore per una squadra che ha sicuramente delle colpe, ma che è anche in credito con la fortuna e patisce decisioni che nulla hanno a che vedere col campo da gioco. Ha già in mente la formazione che scenderà in campo domani oppure ancora qualche dubbio? Ma più o meno sì, devo essere sincero, l'aveva in mente appena fischiato l'arbitro a Salerno, salvo situazioni nuove, tipo che magari Mazzan fosse ritornato dalla nazionale, cosa che non è venuta, oppure magari qualche piccolo infortunio che non veniva fuori in questi giorni. Grazie a Dio almeno per il momento così non è stato e quindi c'è solo il rientro di Domizzi, sicuro, e poi vediamo insomma se c'è, vediamo. L'appello a tutta la città è di venire allo stadio. Fischio d'inizio alle 18. Non ci saranno tutti. Un centinaio di ultras della curva sud Groppello e di 1987 ha ribadito al Taliercio, a Tacopina, Cosmi e alla squadra una decisione dolorosa per protestare contro la decisione della Lega B di far disputare quello che è stato definito un play-out farsa. Nel momento in cui una tifoseria dice non veniamo allo stadio non perché non vogliamo sostenere la squadra, non perché non amiamo la maglia, i colori come si dice della nostra squadra, solo e semplicemente perché non ci riconosciamo nell'avvenimento che dovremmo vivere. Ma io credo che sia razionalmente un discorso serio, un discorso logico. Il problema è che loro fanno un discorso logico in un mondo dove la logica non esiste. E domani torna il tradizionale appuntamento in laguna con la Vogalonga. Un'edizione da record, la numero 45 della Vogalonga, al via con il classico colpo di cannone alle ore 9 dal bacino di San Marco. I magnifici 18 sono coloro che, dalla nascita della regata nel 1975, non ne hanno saltato nemmeno un'edizione, un record. Eccone una testimonianza di chi ha vissuto ai remi in prima linea tutte le edizioni e ricorda anche lo scopo della manifestazione, attualissima ancora oggi. Siamo restati in circa 18 e auguriamoci di arrivare alla 50esima, alla 55esima, ma soprattutto di raggiungere l'obiettivo di far calare il famoso moto ondoso, ragione per la quale era stata concepita e voluta la Vogalonga dal vecchio eccezionale Tony Rosasalva. Ed è tutto per l'edizione veneziana dei nostri TG, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. L'anticiclone africano interessa le nostre regioni, ecco che dunque sarà una domenica all'insegna del bel tempo e anche del caldo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche nube in più ma del tutto innocua sul Bellunese. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 29 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Tuttavia in serata, in nottata, non si esclude qualche occasionale temporale. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime comprese invece tra 29 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.